Papa nella Domenica delle Palme ai giovani dice: guardate ai veri eroi di questi giorni, non hanno fama e soldi ma amano senza se e senza ma, ramoscelli di ulivo sui balconi d'Italia. L'ordinanza della Lombardia sull'obbligo di coprire naso e bocca per chi esce. In tutta Italia i controlli sugli spostamenti, la protesta dei medici, servono più protezioni e più test. Il ministro della Salute Speranza: emergenza non finita, per i prossimi mesi ospedali dedicati, distanziamento, un'app per controlli e cure, attesa per il decreto di sostegno alle imprese. Gran parte dei negozi chiusi in tutta Italia, Confesercenti già persi 30 miliardi di consumi, migliaia di attività rischiano di non poter riaprire più, subito aiuti al settore. Nel mondo oltre 1.200.000 casi, negli Stati Uniti Trump invia l'esercito a New York, il New York Times: dall'inizio dell'epidemia 430.000 persone sono arrivate dalla Cina. Buongiorno dal TG3. Il Papa ha celebrato la Domenica delle Palme in una piazza San Pietro deserta. Guardate ai veri eroi di questi giorni, ha detto, rivolgendosi ai giovani, sono quelli che danno se stessi per servire gli altri. Sentiamo con Raffaele Fichera.